Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video ed iscrivetevi qui al canale per rimanere sempre informati sulle ultime novità dal nostro club del cuore, grazie. Prime notizie. Daniel Maldini, che ha appena compiuto 23 anni, è sicuramente uno dei calciatori italiani del momento. Impressionanti le sue prestazioni nell'anno solare 2024 con la maglia del Monza, tanto da regalargli l'esordio in nazionale maggiore nella partita di Nations League contro Israele. Il futuro della stella, dalle nobili origini del mondo del calcio, potrebbe, però, essere lontano dalla Brianza. Il classe 2001 segna gol contro alcuni dei migliori club italiani e, secondo i bookmaker, l'Inter sarebbe in pole position, con il Napoli tra i favoriti. Secondo Goalbet e Better, i nerazzurri sono avanti a tutti per quanto riguarda l'approdo di Maldini la prossima estate. Il passaggio all'Inter paga infatti 4 volte, un netto vantaggio sulla Juventus a 8 e sul Milan a 10, pari al Napoli. Non è però in alcun modo da escludere una permanenza a Monza, offerta a 1,75, come riporta AG Pro News. Seconda notizia. Il Real Madrid sta valutando il ritorno di Rafa Marín. Il giocatore classe 2002, che in estate è passato dai bianchi al Napoli per circa 12 milioni di euro, trova poco spazio nella squadra azzurra, tanto che finora ha collezionato solo una presenza in Coppa Italia contro il Palermo e 0 verbali del campionato. Il club iberico, secondo quanto riportato in Spagna da Ficaies.net, sta valutando la possibilità di tornare nella società madre del giovane difensore, reduce da un'ottima stagione nella Liga con l'Alavés. La squadra di Carlo Ancelotti, infatti, deve fare i conti con una serie di infortuni in difesa e l'opportunità di riportare a casa Marín sembra essere un'opzione sul tavolo. Ultime notizie. Il Napoli a gennaio punterebbe ancora alla Premier League. Dopo aver perfezionato in estate l'affare di Lukaku con il Chelsea, il club londinese e quello partenopeo potranno tornare a fare affari durante la finestra invernale delle trattative. Il calciatore che, come l'attaccante belga, potrebbe spiccare il volo dalla capitale inglese per atterrare all'ombra del Vesuvio è Ben Chilwell. Il 27enne terzino sinistro trova pochissimo spazio tra i Blues, chiuso com'è da Cucurella e Colwill, e la sua uscita nel mercato della riparazione è considerata più che probabile nel Regno Unito. Antonio Conte, che si dice sia un grande ammiratore dell'ex giocatore dell'Leicester, lo avrebbe tenuto d'occhio, come riporta The Sun inglese. Chilwell potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio in prestito con opzione di riscatto. Oltre ai partenopei, a lui pensano anche alcuni club di Premier League come Fulham, Crystal Palace e Ipswich. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? Cosa pensi di questi possibili rinforzi? Sono un buon nome per il Napoli. Lasciate il vostro commento sul video e iscrivetevi al canale, grazie sempre.